Per i veneziani non ha mai avuto un altro nome, ma solo da poche ore il Ponte dei Giocattoli si chiama così anche ufficialmente. Il nuovo nizioletto è stato dipinto dopo la delibera dell'assessore alla toponomastica Paola Mar, che ha accolto una richiesta su cui le associazioni cittadine insistevano da anni. Credo che sia importante per la città mantenere una memoria collettiva. Il negozio ha passato i 3 secoli, nel senso che era a cavallo fra 800 e 900 e poi è stato chiuso nel 2007. Per tanti veneziani questo è il vero nome del ponte, spiega il consigliere comunale Fucsia Paolo Pellegrini, perché il negozio di giocattoli ai suoi piedi è stato per decenni un punto di riferimento per i bambini della città e in particolar modo per le famiglie borghesi di Canareggio. Con questa intitolazione vogliamo ricordare con simpatia e affetto il giocattolaio che c'era, forse una piccola cosa ma segno di un'attenzione verso il sentire dei cittadini. Questo fa parte anche della mia impostazione della toponomastica. La toponomastica deve ricordare anche le microstorie, le storie delle persone, i sentimenti delle persone, la vita delle persone. E anche le piccole vite o le piccole testimonianze fanno parte della storia e devono essere ricordate. Entusiasti militanti di Venezia.com, i primi ad avanzare ufficialmente la richiesta del cambio di toponimo a testimonianza di una città ancora viva che non vuole rimanere prigioniera della sua storia, per quanto gloriosa. Per noi è una cosa importante perché è stato il primo blitz della nostra associazione nel 2007. Una notte abbiamo messo un nizioletto vero, un pezzo di stoffa, e quindi è stato un percorso tortuoso che grazie a voi e ringrazio si è portato a termine.